Il Comune di Sora, in collaborazione con l'associazione Io non mollo di Francesco Perna, ha organizzato l'evento Io non ti mollo, che si è svolto all'interno del campo sportivo Panico. L'iniziativa, promossa su richiesta del consigliere comunale delegato alla disabilità Salvatore Lombardi, racchiude la celebrazione di 3 importanti ricorrenze: quella del 2 aprile, giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo; il 4 aprile, giornata nazionale della persona con lesione al midollo spinale; ed il 6 aprile, giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace. Sì, una giornata importantissima quella che c'è oggi qui a Sora, una giornata che parla di solidarietà, parla di sport, parla di inclusione. Credo che sia importante anche nella giornata odierna, parlare di temi fondamentali per i nostri giovani. Io voglio ringraziare l'associazione Io non mollo, con questo evento Io non ti mollo, Francesco Crispino Perna, perché lui è una testimonianza concreta di quanto lo sport possa e debba essere uno strumento di crescita per tutti, nessuno escluso, e ringraziare il nostro consigliere Salvatore Lombardi alle disabilità, perché si sta veramente impegnando molto. Io credo che Sora sia una delle poche città ad avere una delega specifica alla disabilità, e lo stiamo dimostrando con queste manifestazioni, ma anche con degli strumenti concreti, delle riqualificazioni all'interno della nostra città. Ecco, qualcosa sta cambiando in questa città, dobbiamo continuare a lavorare, questi sono i primi passi, ma sono convinto che siamo sulla strada giusta. La giornata di oggi è importantissima perché per la prima volta vogliamo dare un messaggio ancora diverso e ancora ulteriore rispetto a quello dato negli anni scorsi. Non si tratta solo di inclusione, ma di un messaggio ancora più forte, che molte volte la disabilità viene visto come un confine invalicabile, come un limite insormontabile, ma oggi attraverso lo sport dimostriamo che questo non è vero, perché faremo vedere che è possibile vincere una corsa senza correre, come fa Francesco Perna con la sua handbike, che è possibile segnare un canestro senza poter saltare, come fanno i ragazzi del basket in carrozzina o del baskin, che è possibile fare gol senza poter vedere, come faranno i ragazzi del torball, una disciplina che è la prima volta che viene ospitata sul nostro territorio, dove è difficile da spiegare, bisognerebbe vederla, quindi andate ad approfondire, però delle persone non vedenti giocano con questa palla particolare utilizzando un udito molto sviluppato, e dovranno segnare, dovranno fare gol. E poi ci sono le attività all'esterno con il rugby integrato, il calcio integrato, il tiro con l'arco, e per finire con dei giri di pista da parte appunto di Francesco sulla handbike. Un messaggio molto molto forte: lo sport è a disposizione anche delle persone con disabilità, basta crederci e basta impegnarsi. L'iniziativa ha come intento principale l'inclusione dei ragazzi con disabilità nello sport, sia a livello agonistico che amatoriale. Dopo i saluti istituzionali all'interno del palazzetto, i tanti alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado della città di Sora hanno partecipato per scoprire il valore dell'inclusione e degli sport paralimpici, assistendo alle dimostrazioni di Torball della ASD Ciocioria Non Vedenti con la ASD Omero Bragamo Campioni d'Italia, i balli di gruppo con la Gendi insieme a Silvia Gaetani, il baskin con i ragazzi del Comprensivo 3, il calcio integrato con Smile, amici di Ilaria, il rugby integrato con il Sora Rugby Club, il tiro con l'arco e Maurizio Mancini, l'handbike di Francesco Perna, Crispino e Fabrizio Bove. Ma sicuramente perché uno è fondamentale, perché io vedo nello sport quella cura quando una cura non c'è, perché lo sport è importante, lo sport è vita e in qualsiasi condizione esso vuole migliora, anche nelle condizioni di disabilità lo sport è fondamentale, specie quando una cura non c'è, perché aiuta ad allenare il fisico e la mente soprattutto, a trovare sempre nuovi stimoli per andare avanti e per affrontare ogni difficoltà. Sì, è importante fare rete appunto per dare un segnale forte che la disabilità c'è, esiste e vuole affrontare tutto con grande speranza, e questo
può avvenire attraverso lo sport e quindi è fondamentale anche la presenza delle scuole dei più piccoli, appunto per imparare loro di poter condividere con persone disabili, perché questo secondo me abbiamo molto da dare e insegnare a tutti. Oggi presentiamo una pratica sportiva qui al Trecce, che è la pratica proprio del rugby integrato, che permette di giocare insieme ragazzi con disabilità, ragazzi normodotati, adulti, bambine, insomma una vera integrazione nel mondo dello sport. Questo è quello che proponiamo. In più facciamo anche delle attività di rugby tag, che è un rugby che si usa per le scuole, approfittando del fatto che oggi le scuole hanno aderito perfettamente a questa iniziativa fatta dall'associazione Io Non Mollo in collaborazione con il comune, e quindi abbiamo pensato di fare veramente l'inclusione su tutto. Anche la federazione è vicina e stiamo propagandando il rugby integrato in varie zone, non solo qui a Sora ma in tutta Italia. E a Roma ci sono gli implaccabili, con cui andremo a fare un'altra manifestazione a breve con i ragazzi dello scientifico. Quindi che dire, viva lo sport per tutti, lo sport di tutti. Grazie.